Sì, gli operatori sanitari e quelli che devono occuparsi dell'assistenza sono quelli che stanno pagando uno dei prezzi più alti della pandemia. Penso a medici, infermieri, operatori sanitari. Abbiamo letto con preoccupazione la drammatica lettera di 30 medici del pronto soccorso di Udine che parlavano di impossibilità a garantire l'assistenza primaria e la sicurezza e denunciavano il numero crescente di operatori positivi. E anche con preoccupazione la richiesta di dimissione di alcuni sindacati di 2 direttori generali, con anche il contestuale esposto in procura dove si parla di mala gestione, turni massacranti e di spaventosa carenza di personale. Considerato che dai dati che l'assessore ha fornito ai sindacati, le ore di straordinario a fine giugno risultavano essere 486.000 e ricordato che al 31 dicembre 2019, prima di quelli che sono gli avvisi urgenti legati all'emergenza, la dotazione del Servizio Sanitario Regionale di personale era in diminuzione di quasi 400 unità. Tutto ciò premesso, si interroga l'assessore competente per conoscere il numero di operatori sanitari positivi nella seconda ondata nelle diverse aziende per area, struttura di appartenenza e se le risorse aggiuntive regionali sono sufficienti per coprire il fabbisogno. Grazie. Grazie, prego Assessore, 3 minuti. Si ricorda la situazione del personale del servizio sanitario positivo al virus per azienda per area e struttura di appartenenza dal 1 giugno all'8 dicembre, che consegnerò nei dettagli per reparto e servizio ad USAI. Leggo i dati più significativi. Al 1 giugno i contagiati erano 327, all'8 dicembre 1686, quindi i positivi 1359, così composti: Asfo 325, Friuli Centrale 658, Giuliana Argentina 292, Cro 40, Burlo 44. Di seguito avrà tutti i servizi e le degenze per ogni azienda. Relativamente all'altro aspetto, in base ai criteri oggettivi si è proceduto a ripartire nelle aziende le risorse disponibili, fermo restando una possibile successiva azione a supporto delle aziende stesse in base di necessità. Gli importi distribuiti: 7 milioni e mezzo per il comparto, 7 milioni per la dirigenza e 1,4 milioni sono da considerarsi per l'intero anno. Abbiamo lasciato libertà alle aziende di negoziare in relazione alle specifiche esigenze organizzative aziendali. Gli accordi sono stati conclusi tra ottobre e novembre. Al momento non ci è stata formalizzata alcuna richiesta rispetto agli importi assegnati. Comunque sappiamo che c'è una sofferenza che è quella evidenziata dal consigliere USAI e quindi nell'ambito della chiusura delle aziende considereremo sicuramente anche questo tema. Grazie Assessore, prego consigliere USAI. Ringrazio l'assessore e mi dichiaro soddisfatto della risposta data. Attendo naturalmente la tabella per verificare quelli che sono i numeri, che sono numeri preoccupanti. Quindi volevo manifestare appunto la vicinanza del Consiglio regionale, direi, agli operatori che sono in prima linea e in qualche maniera richiamare un po' quello che era anche l'impegno che era stato preso con i sindacati durante la formazione dell'accordo di agosto sulle risorse aggiuntive regionali, che era quello di verificare la capienza delle risorse messe a disposizione. Questo doveva essere fatto entro la fine del 2020. Visto che c'è molta preoccupazione, c'era anche una richiesta del 4 novembre di tutte le sigle sindacali di verificare la capienza appunto delle RAR, credo che sarebbe anche un segnale importante per chi si trova in prima linea, in qualche maniera garantire quelle che sono le risorse erogate previste dall'accordo. Per cui, sperando che in qualche maniera alle parole seguano i fatti, ringrazio l'assessore. Grazie.